La parola all'assessore Massimo Russo. Campeggia sullo sfondo di questa manifestazione uno slogan che certamente ci accomuna. La Sicilia è dei siciliani. Mi sia concesso un'aggiunta. La Sicilia è dei siciliani che si meritano la Sicilia. Non si meritano la Sicilia i mafiosi che per oltre un secolo hanno distrutto la dignità di un intero popolo. Non si meritano la Sicilia tutti coloro che, pur potendo e talvolta dovendo, non hanno impedito che la mafia diventasse una potenza economica e talvolta anche politica. Non si meritano la Sicilia quella classe dirigente, quei politici che hanno condannato la Sicilia in una condizione di sottosviluppo, che si sono arricchiti, che ci hanno lasciato soltanto debiti e soprattutto un deficit enorme di credibilità. Non si meritano la Sicilia i finti imprenditori, gli imprenditori prenditori, i finti sindacalisti, i lavoratori che non lavorano, certa stampa qualunquistica e gattopardesca. Quindi non tutti i siciliani si meritano la Sicilia che amiamo, la Sicilia coraggiosa e onesta, laboriosa ed operosa, la Sicilia delle intelligenze e delle passioni, la Sicilia che amiamo e che vogliamo costruire insieme. Ma la politica, quella vera, quella che vuole cambiare le cose, si deve occupare anche della Sicilia che non ci piace, perché, come diceva Paolo Borsellino, e sono contento che tanti giovani ieri lo abbiano citato, come diceva Paolo Borsellino, il vero amore consiste nell'amare ciò che non piace per poterlo cambiare. Il cambiamento è la vera scommessa e cambiare la Sicilia che non ci piace è stata la scommessa del presidente Lombardo sin dal suo insediamento. Forse anche la richiesta che mi ha fatto di passare dal Palazzo di Giustizia al Palazzo della Politica per servire i siciliani è stato un segnale in questa direzione. E il cambiamento è iniziato subito, è iniziato dal settore più compromesso, è iniziato proprio dalla sanità. Abbiamo messo in moto tutta una serie di azioni che hanno prodotto degli effetti, non soltanto nel settore della sanità, ma anche abbiamo innescato un processo di trasformazione politica i cui effetti si riverberano anche oggi in questo dibattito, perché è bene ricordarlo e questi sono fatti. La maggioranza che aveva eletto il Presidente della Regione è andata a pezzi quando abbiamo messo mano alla riforma della sanità e bisogna anche ricordare che la riforma della sanità è stata portata a termine con l'aiuto determinante del Partito Democratico. La sanità, il cambiamento in sanità ha iniziato un processo virtuoso delle riforme. È come se ci avesse dato quell'entusiasmo del si può fare e mai come in questi 3 anni la Sicilia ha vissuto una stagione di profonde riforme. Caro Presidente, ancora abbiamo 2 anni prima della conclusione della legislatura e dobbiamo consolidare il processo riformatore e dobbiamo mettere in cantiere altre riforme come quella alla quale sto lavorando, lo svelo dell'integrazione socio-sanitaria. Occupiamo il tempo che ci rimane per dare risposte concrete ai cittadini, ai lavoratori, ai giovani e agli anziani. Il tema non è quello dei tecnici o dei politici, il tema è quello di una politica che si assume l'onere delle scelte, della politica delle responsabilità, della politica delle trasformazioni, da affidare magari a politici competenti che sappiano puntare sulla qualità, sul merito, sulle professionalità, che si rendano conto, perfettamente conto, che se non saniamo i buchi di bilancio con una politica di rigore e di sacrifici, se non mettiamo mano
all'organizzazione della burocrazia per renderla servente rispetto all'attuazione di un programma. Qualcuno ieri aveva evocato i sogni, quei sogni si trasformeranno purtroppo in degli incubi. Dobbiamo continuare in questo processo di trasformazione dell'esistente, perché è questo quello che vogliono i cittadini, e dobbiamo dare messaggi chiari, semplici, credibili, perché su questo si forma il consenso. Tutti credono che la sanità abbia prodotto soltanto un effetto, e se si trattasse soltanto di questo effetto sarebbe comunque un effetto storico di aver evitato il commissariamento, perché altre regioni adesso sono alle prese con il cambiamento in sanità, ma ad opera di un commissario governativo. Quello è stato il primo effetto, certamente quello è più importante. Abbiamo messo in ordine i conti, perché ci siamo mossi sempre nella consapevolezza di gestire al meglio le risorse pubbliche, che poi sono le risorse di tutte. Ma il vero più rilevante effetto della riforma arriva gradatamente nel miglioramento della qualità dei servizi. Noi stiamo puntando a prestazioni di qualità, rese in sicurezza e tempestivamente, ma ciò a cui noi tutti dobbiamo essere sentimentalmente legati è che con il cambiamento della sanità la Regione Siciliana ha riscattato, tenta di colmare quel deficit di credibilità. Adesso la Regione Siciliana è una regione credibile, autorevole, che può anche permettersi di non dare il consenso alla ripartizione del fondo sanitario, perché ancora una volta politiche nordiste vogliono impedire e vogliono mortificare la nostra Sicilia perché non ci vogliono dare i FAS. Questo è stato possibile perché possiamo spenderci, non siamo lì ai tavoli ministeriali con il cappello in mano. E come mi dicono i tanti operatori sanitari, medici che frequentano le riunioni ministeriali, che frequentano le società scientifiche, le manifestazioni, i congressi, sanno di poter dire senza riserve e con orgoglio: siamo siciliani e lavoriamo nella sanità. E questa è una cosa preziosissima che dobbiamo tutelare. Adesso vogliamo fare in modo che anche i pazienti siciliani dicano: siamo siciliani e ci curiamo in Sicilia, così come i nostri infermieri e i nostri medici che sono dovuti emigrare, che sono dovuti andare via, o perché non hanno trovato il lavoro, o più spesso, e la cosa è ancora più grave, per non subire la mortificazione di chiedere un posto di lavoro dietro raccomandazione. Adesso stiamo bandendo 4.000 concorsi e noi vogliamo che i concorsi siano espletati nella massima trasparenza, puntando sulla competenza e non sull'appartenenza. Io chiudo e voglio pubblicamente e affettuosamente ringraziare il Presidente Lombardo, perché mi ha dato la straordinaria opportunità di lavorare seriamente e concretamente per la Sicilia e i siciliani. Anche se questo lavoro è stato difficile e complicato, anche se ci sono stati momenti in cui era più difficile rimanere che andare via, abbiamo sofferto e abbiamo sofferto in silenzio, nella consapevolezza però che mai e poi mai si può abdicare ai valori sui quali abbiamo costruito, ahimè, già mezzo secolo di vita. E non abbiamo mai perduto l'abitudine, la buona abitudine di leggere le carte, di leggere tra le carte, di leggere nelle carte, e anche umilmente la buona abitudine di capire le carte. A questo partito, ai dirigenti, ai militanti di questo partito chiedo di aprirsi alle tantissime persone che sono rimaste ai margini dell'impegno politico perché non hanno avuto l'occasione, perché non hanno creduto in una politica arrogante, onnipotente, senza tensione etica, senza ideali. È in corso in Italia, ma già in Sicilia da oltre 2 anni, un processo impetuoso di trasformazione che libererà
tante energie. Sappiate contaminarvi con la gente che vuole impegnarsi, con la gente che come me crede fermamente che cambiare si può, anzi si deve, per costruire insieme una grande Sicilia in una grande Italia. Viva la Sicilia e viva l'Italia! Grazie Assessore.